Lanusei sorge nel centro dell'Ogliastra, è un antico borgo situato sui costoni sudorientali del Gennargentu, famoso per la freschezza del suo clima e per la sua posizione centrale, dominante sulla vallata fino alla costa. Il paese è sede vescovile della diocesi d'Ogliastra e della prima casa dei Salesiani in Sardegna, ossia il tempio di San Giovanni Bosco, patrono del paese, festeggiato a inizio giugno. Ulteriore lustro cittadino proviene da famiglia e casa Mameli, dimora natale di Goffredo Mameli, compositore dell'inno nazionale. Tra le bellezze architettoniche va ricordato anche Palazzo Piroddi, opera neoclassica del celebre architetto Gaetano Cima. Al centro del paese spicca la seicentesca cattedrale di Santa Maria Maddalena, che custodisce affreschi del pittore Mario dell'Itala dedicati alla vita della Maddalena e di Cristo. Fuori da Lanusei, sul vicino Monte Aramidda, è possibile visitare l'osservatorio astronomico Caliumi, fra quelli pubblici uno dei più grandi in Italia. Numerose sono le tracce di età neolitica, ancora maggiori quelle nuragiche, che è possibile visitare all'interno del Parco Archeologico Seleni, un grande altipiano granitico ricoperto da boschi di lecci e castagni costellati da sorgenti d'acqua famose per le loro capacità benefiche. Lanusei fa parte dell'Associazione Nazionale Città delle Ciliegie, la cui fiera si svolge a fine giugno in un clima di festa, dove a dominare sono i dolci frutti rossi, ma anche i favolosi prodotti tipici dell'Ogliastra. Venite a Lanusei, che è un paese bellissimo, un paese calmo, un paese accogliente. Venite a visitare Lanusei. Un saluto a Sardegna Rai.